Quest'anno in Veneto si festeggiano i 10 anni dal riconoscimento UNESCO della scoperta archeologica delle realtà sommerse del nostro territorio, ricerche in evoluzione che si aggiungono ai tasselli dei primi ritrovamenti di fine Ottocento. Stiamo parlando dei siti palafitticoli, risalenti per lo più all'età del bronzo e riconosciuti appunto a patrimonio dell'umanità. Quest'anno abbiamo il decennale di questo importante riconoscimento e la Direzione Regionale dei Musei, insieme ad altre istituzioni del territorio, le soprintendenze, Regione Veneto, ma anche la Guardia di Finanza con il Comando regionale, abbiamo intrapreso delle iniziative per celebrare questo importante riconoscimento. Quindi daremo visibilità alle 4 palafitte del Veneto, quindi 2 a Peschiera del Garda, Frassino Belvedere, Tombola Cerea e Laghetto della Costa d'Acqua Petrarca, i cui materiali sono poi depositati nei nostri musei nazionali a Verona e a Este. In corso le iniziative per valorizzare e poter rendere fruibili tali siti UNESCO anche con modi alternativi. Quindi abbiamo delle iniziative in corso per valorizzare e poter rendere fruibili, anche se con modi alternativi, quindi anche riprese subacquee, 3D, ricostruzioni di questi importanti archivi archeologici che tanto hanno da raccontare. Le palafitte del Veneto offrono una visione di com'era la vita nei primi villaggi agricoli dell'uomo, risalenti dalla fine dell'età del rame, come quello di Arqua Petrarca, all'interno del Parco dei Colli Euganei, importanti fonti archeologiche che aprono una finestra sulle comunità preistoriche.